A tutti, buon pomeriggio, convegno di domenica 11 novembre, 10 novembre, prima corsa. In 6 dietro le ali dell'autostart, una condizionata sul miglio, 1 Caracas Spav, 2 Duquoine S, 3 Deltaplano Jet, 4 Doncaster, 5 DeLorean Wise, 6 Destasi Clemar. Macchina che accelera, veloce dall'esterno Doncaster che assume l'iniziativa e supera in breve Caracas Spav Duquoine S all'esterno. Duquoine insiste nella sua progressione, dopo 200 metri di gara copre completamente Caracas Spav, si porta su Doncaster che lo lascia sfilare in breve. In vantaggio dunque il netto favorito Duquoine S che guida ora su Doncaster. La terza posizione per Caracas Spav, poi Deltaplano Jet, gli altri a seguire con il primo quarto di gara completato in 29,2 e 600 che se ne vanno in 44,6. Davanti alle tribune continua la corsa di testa, Duquoine S su Doncaster, quindi Caracas Spav, ancora DeLorean Wise che precede Deltaplano Jet in coda, si muove Destasi Clemar, 800 in un minuto scarso. I cavalli tutti in fila indiana, a parte Destasi Clemar che dalla coda prova ad avanzare, ma senza frutto per il momento, e il chilometro va via in 1:15,2 con Duquoine S che controlla, Doncaster in scia, poi Caracas Pav, la mossa di Deltaplano Jet. Siamo ora a 400 dall'arrivo con tentativo di DeLorean Wise che progredisce e sopravanza in breve Doncaster in difficoltà. Intanto ha preso il largo Duquoine S. Duquoine S entra nettamente in testa in addirittura d'arrivo nel finale. Allunga per vincere facile, mentre su DeLorean Wise sprinta a centropista Deltaplano Jet, finale con Duquoine che vince. Al secondo è ancora DeLorean Wise su Deltaplano Jet. 1:13,8 il ragguaglio conclusivo con 28,8 per gli ultimi 4. Categoria sicuramente alla portata, ma conferma del buon momento di forma di Duquoine S, Pietro Gubellini, che vince facile questa prima prova all'Arcoveggio. Fausto Barelli al training per la scuderia Il Moro.